Okay. Buongiorno a tutti. Un ringraziamento in particolare alle colleghe Elena Ostanel e Cristina Guarda che sono qui presenti, ai giornalisti in sala e a chi ci segue in streaming del Consiglio regionale, e grazie anche ai dipendenti che ci stanno aiutando a svolgere questa conferenza stampa. Questo è è la presentazione di un progetto di legge semplice, se vogliamo, numero 212, che contiene norme per la tutela delle persone anziane e per la trasparenza nelle case di riposo ed RSA. Modifiche alla legge regionale 5 del 2000, quindi legge finanziaria del 2000, per la partecipazione a tutela e tutela dei diritti dei cittadini, presentata il 15 giugno e sottoscritta, come dicevo all'inizio, sia dalla collega Guarda e Ostanelle e anche dal collega Lorenzoni, che oggi purtroppo non è qui presente, ma che ci sta sicuramente seguendo. Non funziona. Eccolo qua. Le finalità. Allora, le finalità di questo progetto sono tutelare i diritti delle persone che vivono nelle strutture assistenziali, quindi soggetti deboli, spesso anziani, non autosufficienti, e persone con disabilità, garantire la continuità degli standard qualitativi adeguati, assicurare la qualità delle strutture e del personale, verificare che gli ambienti siano adatti, confortevoli e sicuri, garantire una maggiore trasparenza da parte delle strutture, tutelando ovviamente la privacy degli ospiti ed evitare ogni aggravio ingiustificato al personale. La normativa vigente, allora, l'attuale disciplina regionale prevede già in ogni struttura la presenza di un regolamento e di una carta dei servizi di cui dotarsi per regolare le modalità di erogazione delle prestazioni. È prevista già la presenza del comitato degli ospiti e dei familiari, ai quali però non è affidata alcuna funzione di controllo. Attualmente la funzione di controllo è in capo al garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, quindi capite bene che è un onere assai importante e diffuso, quindi a livello locale manca questo controllo. Il garante ha anche il compito di monitorare le strutture per persone anziane o con disabilità, in base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La normativa vigente fa riferimento al regolamento regionale 10 maggio 2001 numero 3, all'interno del quale è proprio prevista la costituzione del comitato ospiti e loro familiari. L'articolo della legge finanziaria del 2000 è un altro articolo della legge finanziaria del 2001. Perché una nuova legge? Tutti purtroppo abbiamo riscontrato negli ultimi anni una presenza sempre più massiccia di violenze, maltrattamenti all'interno delle strutture per anziani o che ospitano appunto persone con disabilità. Qui ho riportato almeno i principali casi. Un caso a Manfredonia, maltrattamenti e violenza sessuale su pazienti in una RSA, 4 indagati nel Foggiano. Casa di riposo degli Aurori a Napoli, maltrattati e umiliati anziani anche centenari. Molestie sessuali e maltrattamenti sugli anziani nella casa famiglia. In manette marito e moglie, l'accusa li raggiravano per avere accesso ai conti. Pugni e spray in faccia, violenze e insulti ad anziani in un RSA in provincia di Imperia e arrivando più vicini a noi a San Donauro, ora in casa di riposo, chiuse le indagini, decine di accuse. La proposta è molto semplice, come vi dicevo, è quella di attribuire al comitato degli ospiti e dei familiari la facoltà di accedere alle strutture liberamente, senza preventiva autorizzazione e in qualunque momento, con obbligo di riferire poi al garante nazionale. Gli obiettivi sono appunto monitoraggio costante e localizzato dell'operato delle strutture e un aggiornamento continuo del garante che sulla base dei resoconti potrà valutare di porre in essere le azioni più opportune che gli competono.
La facoltà di visita alle strutture da parte del Comitato degli ospiti e dei familiari va intesa nel modo più ampio possibile, ma vanno naturalmente garantiti alcuni diritti e alcune condizioni: il rispetto della vita privata degli ospiti, la tutela della salute degli ospiti, il rispetto delle cautele di carattere sanitario per l'accesso alle strutture, la tutela della privacy e il rispetto del diritto dei lavoratori all'interno delle strutture. Inoltre il divieto di intralcio al lavoro del personale sanitario. Il cuore della proposta è l'articolo 1, che appunto prevede questa facoltà per il Comitato. Un ringraziamento particolare va poi alle colleghe e ai colleghi che hanno voluto sottoscrivere il mio progetto di legge. Chiamerei anche per un piccolo intervento Cristina Guarda e successivamente Elena Ostanel, se vogliono venire qua. Io ringrazio profondamente Erika per essersi occupata di mettere nero su bianco questa proposta all'ordine poi del giorno dei prossimi lavori del Consiglio regionale. Questo perché c'è un aspetto fondamentale che ci dobbiamo ricordare, che è come i comitati rappresentativi degli ospiti e dei familiari costituiscano un'importante ed essenziale risorsa nell'assetto di cura della persona, del servizio assistenziale offerto dalle strutture. I familiari, in particolar modo, in considerazione al legame affettivo che hanno con i loro ospiti, con gli ospiti, svolgono un ruolo di mediazione sostanziale fra la continuità affettiva e di chi appunto li accompagna nel percorso di invecchiamento e chi appunto fa poi l'attività e mette in pratica l'attività di la prestazione appunto di assistenza. E per questo motivo oggettivamente renderli partecipi in questo processo di controllo e in questo processo di monitoraggio significa incrementare una collaborazione. L'obiettivo non deve essere quello di creare tensioni, quanto di aiutare la esplicazione di un servizio pubblico di assistenza a delle persone che sono fragili. Per questo, visto il numero elevato delle strutture presenti in Veneto, e questo significa che non è umanamente possibile per un garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale prendersi l'onere del controllo certosino di ogni singola struttura, la collaborazione con i comitati dei familiari e renderli riconoscere in loro un ruolo attivo di verifica e poteri di accesso agli organismi rappresentativi degli ospiti, nonché appunto ai familiari rispetto alle singole strutture, consente di rendere maggiormente effettivo lo strumento creato appositamente attraverso il garante e l'affidamento di questo compito di controllo e di verifica della capacità di reazione nel momento di bisogno e di assistenza e di accompagnamento delle strutture a fare in modo che il servizio sia il migliore possibile. Perché il nostro obiettivo politico e umano deve essere fare in modo che questo servizio pubblico venga esplicato nella maniera più umana, familiare e affettivamente sostenibile, per fare in modo che gli anni trascorsi dagli ospiti all'interno di queste strutture non siano anni di privazione, ma siano anni il più possibile pienamente vissuti. La pandemia è stato un momento che ci ha fatto rendere conto di quanto importante sia questo aspetto, e per questo motivo ringrazio Erika di aver cercato di trovare uno strumento per accompagnare la parte politica a fare in modo che questo servizio sia all'altezza delle aspettative che tutti noi abbiamo per le strutture che ospitano i nostri cari. Grazie mille Erika e grazie dell'attenzione. Grazie a te Cristina. Elena, se vuoi dire due parole. Allora, prima di tutto grazie mille Erika, grazie di aver lavorato a questo progetto di legge che abbiamo sottoscritto con convinzione, come Veneto che vogliamo. Le motivazioni sono semplici, ne dico tre. Abbiamo visto la slide brutta con i titoli degli orrori che abbiamo visto in diverse case di riposo e strutture in questa regione. Dobbiamo assolutamente potenziare i controlli, perché non significa solo accusare qualcuno, significa mettere in rete
comitati che già esistono, ma soprattutto una figura diversa come si propone in questo PDL per fare un lavoro di monitoraggio e controllo di alcuni orrori che abbiamo visto accadere in questa regione e che non devono accadere più. Questo è il primo punto. Il secondo punto è il fatto che è vero che si lavora con un garante appunto nazionale, la questione che abbiamo discusso anche con Erika e che magari nei prossimi mesi vedremo anche come realizzare è che esistono anche dei garanti regionali e anche delle diverse città. Quindi provare a fare un lavoro anche di rete con questo tipo di soggetti, perché dobbiamo davvero fare in modo che il controllo in queste strutture sia fatto in maniera più proficua. Un altro punto, e l'ultimo, è che c'è una questione anche demografica che vorrei aggiungere. Abbiamo visto i dati di report in questi giorni che fanno vedere che c'è un progressivo invecchiamento della popolazione, ma che soprattutto le famiglie unipersonali stanno diventando la maggioranza delle famiglie di questo paese. Quindi guardando anche a 20-30 anni, 50 in là, noi ci troveremo soli nelle strutture RSA, non avremo neanche dei familiari magari a cui poterci riferire purtroppo che saranno con noi a sostenerci, quindi dobbiamo fare in modo che sia la politica che si mette a fare questo lavoro di monitoraggio e controllo, quindi è un progetto di legge che è utile anche per il futuro e non è utile solo oggi, quindi l'ho sottoscritto per queste 3 motivazioni. Fatemi chiudere con un punto politico, attendiamo da 20 anni la riforma delle IPAB. Siamo l'unica regione a non averla fatta. Questo progetto di legge parla di strutture chiave per il futuro della nostra regione, del nostro paese. Se non facciamo una riforma delle strutture e della loro gestione, ci troveremo comunque ad avere sempre dei problemi e questo secondo me è un punto che dobbiamo portare politicamente assieme a questo progetto di legge. Grazie Erika per il lavoro fatto, per avercelo fatto anche vedere e sottoscrivere e per averci invitato oggi. Grazie. Grazie Elena, grazie soprattutto per aver messo l'accento sulla questione del sociale e della sanità, che oggi è diventata la priorità nazionale e deve essere una priorità regionale. Proprio per queste motivazioni oggi andiamo a leggere brutte pagine sui giornali. In particolare uno mi è venuto sotto mano stamattina in cui una signora è stata costretta a pagare la TAC, 730 euro di TAC nell'ospedale all'Angelo, quindi privatamente all'interno dell'ospedale, perché non erano in grado di farle avere questa TAC urgente, una signora affetta da 3 neoplasie, entro 10 giorni. Lei ha scritto al presidente Zaia, ha scritto al direttore generale e all'assessore regionale proprio per chiedere il rimborso di questa prestazione. 730 euro non sono pochi, non sono tante le persone che possono spenderli e credo insomma che vada garantita una sanità pubblica che dovrebbe essere d'eccellenza. Per essere d'eccellenza deve essere anche garantita entro in tempi congrui, perché se una persona affetta da questo tipo di patologie deve aspettare mesi, anni per avere una TAC, non stiamo parlando di una sanità d'eccellenza. Quindi è stata costretta a rivolgersi al privato all'interno dell'ospedale pubblico e in questi casi dicono si apra una istruttoria per verificare appunto se è compatibile la richiesta di rimborso, però sappiamo anche che sono 7 su 10 i pazienti che in Veneto non riescono a prenotare una visita specialistica, che vengono rimbalzati dal sistema pubblico, sono circa il 41% delle persone, quindi dei cittadini veneti che si rivolgono al privato per avere una visita specialistica e, cosa ancora più grave, è che il 60% dei cittadini rinuncia a curarsi. Uno dei motivi è sicuramente il fatto che le cure all'interno del privato costano e quindi rinunciano a curarsi e come questa signora chi non ha la possibilità di pagare 730 euro per una TAC va incontro alla morte o comunque da un aggravamento della propria condizione. Tutto questo fa sì che la necessità oggi è quella di calendarizzare il mio progetto di legge che ho depositato proprio per il contrasto alle liste d'attesa e quindi per la tutela della sanità pubblica, per fare in modo che questo tipo di fatti non si verifichino più all'interno dei nostri ospedali e della nostra sanità pubblica. Oltretutto, con questo invece che andiamo a presentare oggi, chiedo appunto che si faccia un monitoraggio costante all'interno delle case di riposo, proprio perché non possiamo più pensare che si verifichino casi di maltrattamenti, violenze come quelli che
purtroppo la cronaca ci ha abituato a vedere negli ultimi anni e negli ultimi tempi. Cosa gravissima, perché compiuta nei confronti di persone che nella maggior parte dei casi non si possono difendere da sole. Parliamo di anziani, parliamo di persone con disabilità, che sono quelle che hanno la maggiore necessità di tutela da parte dell'ordinamento e quindi dal nostro punto di vista in primis vanno tutelate. Grazie a tutti, buona giornata.